La storia di Vera. Non so dire di preciso quando questa storia è accaduta, forse 50 o 60 anni fa, ma non ha importanza perché è una storia vera. E le storie vere non sono come le pagine di un calendario da staccare con l'anno nuovo, sono storie che restano, che non hanno tempo, perché appartengono ad ognuno di noi. Hai un cuore così grande, mi disse una volta Anna. Anna era mia sorella, viveva insieme a noi, con mamma, me e Sara quando i soldati arrivarono e ci portarono via. Ma è stato tanto tempo fa. Anna se n'è andata una notte seguendo il vento che soffiava. Il vento però, quando questa storia è cominciata, non la conosceva ancora. Non conosceva nessuno di noi, per questo ci accolse così male al nostro arrivo al campo. Ci accolse fischiando e soffiandoci la neve in faccia e dentro il collo. Soffiava e spingeva come se volesse farci risalire sul treno mentre i soldati tiravano per farci scendere. E quando il treno se ne andò, il vento rimase freddo e testardo a soffiarci contro. Il campo era un grande spazio fatto di terra e case, tutte uguali. Io sapevo perché eravamo lì. Qualcuno diceva che eravamo diversi dagli altri e che per questo dovevamo starcene rinchiusi. Ma che vuol dire essere diversi dagli altri? Certo che eravamo diversi dagli altri, ognuno è diverso da ogni altro, come gli alberi, i fiori, i fiocchi di neve. Mi sembra normale. Ma in fondo anche questo non importava. Stavamo tutti insieme e quando si sta insieme non conta dove sei, è come essere a casa. Ogni tanto qualcuna di quelle che erano lì da tempo ci diceva: fortunate voi che siete arrivate ora, la guerra non potrà durare per sempre. Le altre facevano sì con la testa, ma forse non ci credevano veramente. Una cosa sì, durava per sempre, la neve e il vento che continuava a buttarla nelle baracche dalle finestre rotte. Tanto che dentro la terra, perché il pavimento non c'era, si gelava e sembrava di ghiaccio. Fu così che Anna si ammalò. Perciò andai da un soldato alla casa di guardia e tirandolo per i calzoni gli dissi: fa freddo, non senti che Anna continua a tossire? Quello si girò come se gli avessi morsicato il sedere e iniziò a urlare così forte che io per la paura mi misi a cantare, perché è così che dice di fare la mia mamma. Doveva essere una cosa divertente, perché la guardia che era con lui iniziò a ridere. E così fecero anche le altre guardie del campo. Mamma arrivò di corsa e mi riportò alla baracca. Volevo solo una coperta, dissi. Cosa c'era di male? Anna si avvicinò e mi prese sulle sue ginocchia. Non pensarci, mi disse. Non sono cattivi, ma tu hai un cuore così grande e loro invece così piccolino. Poi sottovoce, stropicciandomi il naso come faceva quando ero piccola, mi disse: sai, credo che un cuore non ce l'abbiano nemmeno. Quella sera mi addormentai piena di pensieri. Poveretti, mi dicevo, come fanno senza avere un cuore? E mi veniva da piangere immaginarlo soltanto. 3 giorni dopo, Anna morì. Piansi tutto il giorno e il giorno dopo ancora. Piangevo e basta, senza mangiare neanche più. E ascoltavo il vento che soffiava sul campo freddo e vuoto. A volte, insieme al vento, mi sembrava di sentire la voce di Anna, che veniva da lontano, sottile come carta velina, e diceva: hai un cuore grande, Vera, hai un cuore grande. Quella notte sognai il campo e i soldati addormentati. Camminavo nella neve attenta a non scivolare perché portavo loro un piccolo dono da mettere sulla porta della casa di guardia, un pezzetto del mio cuore. Non era molto grande, appena un pezzettino, ma era rosso e caldo come un fuoco acceso. Quando l'alba spuntò, i soldati dovevano aver trovato il mio dono, perché nessuno di loro gridò quel giorno, né con me, né con mamma, né con nessun altro di noi. E quando camminavano gli stivali non facevano alcun rumore. Poi venne la notte e sognai ancora il campo e i soldati delle case. Ma questa volta portavo il pacchetto ai soldati della casa vicina, un altro pezzetto del mio grande cuore da lasciare sulla porta perché al risveglio lo trovassero. Così, notte dopo notte, attraversavo i viali coperti di neve e portavo il mio dono a tutti i soldati nelle case di guardia. E mentre continuavano a dormire,
Mi ringraziavano. Grazie Vera, del tuo piccolo dono. Non c'è di che, rispondevo io, ma è soltanto un pezzetto, dovete accontentarvi. Non so ancora quanto me ne potrò restare. Notte dopo notte dopo notte. Eppure chissà come sentivo il mio cuore farsi sempre più grande. Era strano, pensavo, perché ormai non doveva esserne rimasto granché. E invece cresceva ogni giorno di più, e più ne donavo ai soldati, più quello cresceva come non dovesse finire mai. Fu Anna, credo, a dirlo al vento che all'improvviso smise di soffiare e alla neve che smise di cadere. Il sole arrivò grattando via dal cielo un po' di color cenere quando si aprì il giorno e i soldati erano spariti dalle case, dalle torri e dai recinti di ferro. Solo un filo di vento, sottile come carta velina, giocava sul terreno alzando piccole gocce d'argento. «Anna, sei qui!» gridai uscendo di corsa sul piazzale. Anna mi soffiò incontro e rise forte e prese a gridare e a turbinare intorno a me. Poi fece un guizzo e si allargò nel cielo volando altissima fino oltre il sole. «Cosa succede?» disse mamma correndo fuori. Arrivò Sara e gli altri e io gridavo a tutti: Anna è qui!» E su quel piazzale, grande appena da starci in piedi, si riversò in un minuto l'intero campo. Alcuni chiamarono indicando il cancello. Una fila di camion colore dell'erba entrava nel campo e si fermava fra la gente che guardava in silenzio. Dai camion scesero angeli che portavano l'acqua e le coperte. E mentre aprivano le case e le baracche e tagliavano le reti e i recinti di ferro, andai da uno di loro e gli chiesi: «È stata Anna a dirvi di venire?» Era alto e bellissimo e aveva una grande stella sopra la fronte. «È stata lei, lo so, è appena stata qui». Lui sorrise, mi diede la coperta e mi portò con gli altri verso i camion che ci aspettavano al cancello. Mamma e Sara erano accanto a me. Fuori i fiori spuntavano fra le chiazze di neve.